La società biancazzurra nel pomeriggio di venerdì scorso, nella sala stampa dello Stadio Seneto, ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico biancazzurro, Pino Rigoli. Un incontro cordiale che si rinnova per la terza volta con il bravo coach di origini peloritane, il quale ha avuto parole di incoraggiamento nei confronti della squadra, rivolgendosi più volte ai tifosi biancazzurri, esortandoli a stare vicino al gigante in questo momento molto delicato. Assieme a Rigoli, il DS Cammarata che ascoltiamo in questo servizio di presentazione. Ma guarda, nel calcio non lo invento io. Tanto voglio fare una premessa, voglio ringraziare il mister Bonfatto per il grande lavoro svolto dal 29 agosto al giorno che è stato con noi. Però come ti dicevo prima, nel calcio purtroppo se non arrivano i risultati spesso si cambia guida tecnica. Io lunedì mattina sono stato convocato dalla proprietà, dalla società, e quando mi hanno comunicato che avevano intenzione di cambiare, logicamente mi hanno chiesto se ero pronto e se avevo una lista di allenatori con cui parlare. Io vi dico la verità, quando mi è stato chiesto ho detto non ho una lista ma ho un nome, Pino Rigoli, perché penso, non per fare demagogia, non ne ha di bisogno, penso che abbiamo preso il meglio che c'era in giro. È arrivato anche Pino Herrera, un altro grande professionista, perciò come ho detto alla squadra, dico a voi, penso che abbiamo messo la squadra in mano a uno staff di un'altra categoria. Detto questo, voglio passare la parola al mister e ve lo lascio a voi. Grazie direttore. Intanto buonasera a tutti. Niente, io ritorno ad Agrigento con più carica delle altre volte che sono venuto, perché so che è un lavoro importante, ma prima di dire questo vorrei ringraziare la proprietà dell'Agragas, che è il direttore Cammarata e il direttore Strano che mi hanno chiamato, perché lunedì mattina francamente non mi aspettavo, vedo il numero del direttore Cammarata, perché altre volte ci siamo sentiti naturalmente per motivi di lavoro, e quindi vedo il numero. Naturalmente il primo pensiero che è stato è detto sicuramente mi sta chiamando per qualche colloquio. Così è stato, e quindi io di questo lo ringrazio per le cose che mi ha detto, per il fatto che la scelta è caduta su di me e non su una rosa di allenatori, e quindi di questo li voglio ringraziare tutti. Per quanto riguarda il lavoro, io vedo che attorno al mio nome si è creato tanto entusiasmo, che sicuramente questo mi fa molto piacere, il fatto che ci sia questo entusiasmo, però sappiamo che Pino Rigoli da solo le partite non le ha vinte nel passato e non le può vincere neanche nel presente. Poi nel calcio, come tutti sappiamo, conta il presente e il futuro. Dobbiamo cercare di fare tutti quadrato a questa squadra, a questa società, quindi io personalmente non è che voglio lanciare un appello, però sappiamo che tutto quello che abbiamo fatto ad Agrigento con l'Arias, il merito è stato di tutto, è stato dalla gente che è accorsa allo stadio e nei momenti di difficoltà ci ha dato quell'aiuto che è servito per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi niente, io veramente sono orgoglioso di guidare l'Agragas. Io non lo so qual è il motivo, qual è l'alchimia, qual è la chimica. Quando arrivo qua è come se non me ne fossi mai andato e sono me stesso nell'allenare, perché magari in altri posti magari hai delle sensazioni diverse. Qua le sensazioni sono tutte positive, e quindi per me il fatto di poter tornare ad Agrigento è motivo di orgoglio, e sicuramente darò il meglio di me stesso e cercherò di fare dare il meglio a tutti gli altri per poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo, e voglio ribadire che non è semplice. Arrivare in corsa, questa è la seconda volta per te arrivare in corsa. La prima volta è stata quando c'era l'allenatore Grottaglia. Ah, vai Grottaglia. Lega Pro. Bella cosa. E hai centrato l'obiettivo che era quello di un'onorevole salvezza, e ci sei riuscito.
Questa è la seconda volta che tu arrivi, quindi arrivi ancora una volta con una squadra già formata. Tu pensi che questa squadra va modificata nel suo assetto tecnico oppure ancora è presto per dare una valutazione? E quindi Ma guarda, noi questa settimana io sono arrivato martedì, mi sono confrontato con l'area tecnica e naturalmente l'area tecnica mi ha dato il direttore mi ha dato delle indicazioni per quanto riguarda come è stata composta la squadra. Naturalmente mi devo rendere conto del materiale che ho, devo vedere un po' quali sono poi le condizioni da un punto di vista dei giocatori, perché c'è qualcuno che era infortunato, qualcuno che era rientrato da una settimana, quindi non voglio dare dei giudizi affrettati perché possibilmente abbiamo del materiale importante in casa e quindi prima lo voglio verificare e poi se c'è da sistemare qualcosa, almeno parlando col direttore, fermo restando che il mercato lo fa il direttore, non lo faccio io, però naturalmente ci confrontiamo se eventualmente c'è da fare qualche intervento, ma non perché la rosa attuale non sia all'altezza, perché sicuramente magari in qualche zona del campo possiamo avere o magari io richiedo delle caratteristiche diverse in base a quello che ci sono, quindi è una cosa che vogliamo verificare strada facendo, solo che in questo momento io mi sono voluto concentrare a quello che è la partita di domenica e non pensare ad altro, perché se penso ad altro mi sposto dall'obiettivo primario che noi abbiamo. La sfida dell'Esseneto tra Akragas e San Cataldese in programma domenica 29 settembre 2004 a partire dalle ore 15:30 verrà diretta dall'arbitro Giuseppe Scarpati di Formia, con assistenti Giuseppe Trefiletti e Alessio Reitano, entrambi della sezione del Cireale. Queste invece le altre gare del quarto turno di campionato di Serie D. Oltre a Akragas San Cataldese ci sarà Cittadia Cireale 9 Gea Virtus, Enna Scafatese, Licata Castrum Favara, Paternò Locri, Regina Ragusa, Sambiase Nissa, Siracusa Città di Sant'Agata e Vibonese Pompei.